Per l'ultima batteria Lorenzo Pini in corsia 1, Mattia Tezza in 2, Mattia Vianello in 3, Gianni Prebili in 4, Alberto Camillotto in 5, Alessandro Francesco Campostrini in 6, Matteo Campodell'Orto in 7, Riccardo Marton in 8. Batteria numero 3 in acqua, quindi penultima degli junior, il record della manifestazione addirittura del 2005 di Federico Colbertaldo, che qualcosa nel nuoto azzurro ha fatto nella sua carriera. Primato è 1,47,87. Ci avviciniamo verso la virata di metà gara con 3 atleti vicini tra loro, Porcari 3, Bidoggia alla 4 e De Meneghi in 5. Proprio in questo ordine vanno a toccare la piastra, racchiusi in 34 centesimi soltanto. Verso la chiusura ormai del programma mattutino, perché oltre a questa avremo l'ultima junior maschi per poi chiudere con 7 batterie complessive dei 2 stili assoluti. Saranno 4 al femminile e 3 al maschile. 150, vediamo la situazione come cambia, con De Meneghi che prende la leadership, Bidoggia al secondo e Porcari a scendere in terza posizione. 35 centesimi a racchiudere questa volta all'ultimo rilevamento cronometrico. I primi 3 atleti provano ad allungare e incrementare, Bidoggia e De Meneghi, ha tardato invece Porcari in corsia numero 3. Mettiamo ordine quindi con i tempi e le posizioni: 1,56,51 Bidoggia, 1,57,31 De Meneghi si mettono al primo e al secondo posto generale, quando alla partenza abbiamo l'ultima batteria.